Ecco, lei aveva lanciato un'iniziativa di un'eventuale gestione del palacongressi e beni culturali, non so, magari al Parco della Valle. Ecco, che sviluppi abbiamo avuto di questa iniziativa? Lo sviluppo che abbiamo avuto, sia pur diciamo, nella lentezza della regione siciliana, è che ci hanno assentito la consegna, quindi ora io mi muoverò al più presto per la consegna e soprattutto per far deliberare dalla Giunta una gestione che faremo noi come Dipartimento Beni Culturali, naturalmente attraverso una nostra struttura periferica. Io immagino che sia positiva la gestione da parte dell'ente Parco Valle dei Templi, non per dare all'ente Parco un carico in più rispetto a quello che già, ma soprattutto per collegare tutto quello che può essere la convegnistica che viene ad Agrigento con il parco e per utilizzare quell'autonomia economico-finanziaria di cui parlavo prima, per cui quello che entra viene riutilizzato. Sarebbe un bel traguardo, insomma, che il palacongressi, diciamo, unico nel meridione per la sua bellezza ad Agrigento, diciamo, venisse riaperto nuovamente. Assolutamente, il palacongressi è un peccato. Io non posso vincolarlo per il semplice fatto che si vincolano diciamo, edifici che hanno età molto superiore a quelle che ha il palacongressi, però per me è un'opera di architettura contemporanea. Probabilmente c'è a chi piace, a chi non piace, a me piace anche perché Umberto Di Cristina è stato un mio professore e quindi apprezzo la sua architettura.